Buona domenica nel Signore. Gesù è venuto perché abbiamo la vita e in abbondanza. Domanda però a noi, come a Marta, di credere in Lui, perché Lui la risurrezione e la vita. È Lui che spalanca i nostri sepolcri e ci chiama a partecipare alla sua gloria. Signore, sorgi, Signore, salvaci nella tua misericordia. Sorgi, o Signore, salvaci nella tua misericordia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Viviamo la nostra quinta tappa nel cammino verso la Pasqua. E all'inizio di questa celebrazione vogliamo riconoscere il nostro peccato e essere aspersi con l'acqua in ricordo del nostro battesimo. Vogliamo nel silenzio riconoscere i nostri fallimenti, piccoli e grandi, chiedere al Signore che quest'acqua ci benedica. Insieme il nostro canto.
Preghiamo. Dio dei viventi, che hai manifestato la tua compassione nel pianto di Gesù per l'amico Lazzaro, ascolta con benevolenza il gemito della tua Chiesa e chiama a vita nuova coloro che stanno nelle tenebre e nell'ombra di morte. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore, quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Vi farò riposare nella vostra terra. Saprete che io sono il Signore. L'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore Dio. Parola di Dio. Insieme diciamo: il Signore è bontà e misericordia. Dal profondo a te grido, Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? Ma con te è il perdono, così avremo il tuo timore. Io spero, Signore, spera l'anima mia, attendo la sua parola. L'anima mia è rivolta al Signore, più che le sentinelle all'aurora. Più che le sentinelle l'aurora, Israele attenda il Signore, perché con il Signore è la misericordia, e grande è con Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. Ora, se il Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali, per mezzo dello Spirito che abita in voi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Lode e gloria a te, Cristo Signore. Re di eterna gloria. Io sono la resurrezione e la vita, dice il Signore. Chi crede in me non morirà in eterno. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Lode a te, o Signore.
anche in questa quinta tappa del nostro percorso eccezionalmente possiamo accomodarci. In quel tempo un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dire a Gesù: Signore, ecco, colui che tu ami è malato. All'udire questo, Gesù disse: Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai suoi discepoli: Andiamo di nuovo in Giudea. I discepoli gli dissero: Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo. Gesù rispose: Non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno, non inciampa, perché vede la luce di questo mondo, ma se cammina di notte inciampa, perché la luce non è in lui. Disse queste cose e poi soggiunse loro: Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Gli dissero allora i discepoli: Signore, se si è addormentato, si salverà. Gesù aveva parlato della morte di lui. Essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate. Andiamo da lui. Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse agli altri discepoli: Andiamo anche noi a morire con lui. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che era già da 4 giorni nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 3 chilometri e molti giudei erano venuti da Maria e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: Tuo fratello risorgerà. Gli rispose Maria: So che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi tu questo? Gli rispose: Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: Il Maestro è qui e ti chiama. Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei, che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide, si gettò ai suoi piedi dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e, molto turbato, domandò. Dove lo avete posto? Gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei:
Guarda come lo amava. Ma alcuni di loro dissero: Lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che costui non morisse? allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù. Togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto. Signore, manda già cattivo odore, è lì da 4 giorni. Le disse Gesù: Non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò a gran voce. Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: Liberatelo e lasciatelo andare. Molti dei giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. Parola del Signore. Lode a Te, o Cristo. A te, o Cristo. Terza tappa del nostro percorso con Giovanni. Siamo partiti dal pozzo, siamo stati al Tempio, oggi siamo a Betania, la Samaritana, il cieco, Lazzaro. L'acqua, la luce, la vita. Il percorso di questo anno liturgico è un percorso battesimale, nel quale ricordarci che in virtù del nostro battesimo siamo inseriti nel fondamento, Gesù Cristo, crocifisso, morto e risorto. L'acqua ci ricorda la vita, Gesù che disseta, la luce ci ricorda l'essere illuminati, la vita ci ricorda che siamo chiamati a dare un senso autentico a ciò che noi siamo. Il brano di oggi, come i 2 precedenti, sono meravigliosi. Potremmo stare veramente qualche ora a meditarlo, sottolineare alcuni particolari. Permettetemi 2 semplici immagini. La prima, Marta, Maria. Se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Se tu fossi stato qui. È umano. Anche noi qualche volta ci viene spontaneo dire: Dio, dove sei? Ma perché? Ed è proprio lì, in quel momento, che Gesù viene e fa la domanda importante: tuo fratello risorgerà? Sì, risorgerà nell'ultimo giorno, ma io sono la risurrezione e la vita. E poi quella domanda: credi tu questo? Che è una domanda che viene fatta a me oggi, a voi, a noi. Credi veramente che Cristo è risorto? Vedete, io qualche volta ho l'impressione che la nostra fede sia tiepida. Si è sempre fatto così, siamo cresciuti in questo contesto culturale, sociale, religioso. Ma crediamo veramente che Gesù è risorto? Oppure è un'idea della risurrezione? La vita, sì, non so come sarà. No, Gesù dice: io sono la vita. Credi tu questo? Allora è importante coltivare la nostra interiorità. L'altra immagine che mi piace è quel Lazzaro, vieni fuori, no? Che Gesù poi riprende quel
vado a Betania per svegliarlo. Ecco, noi siamo chiamati a essere persone non ripiegate in noi stessi, bloccati dalle bende del peccato, del fallimento, ma siamo chiamati a essere persone in piedi. La risurrezione è questo, essere persone in piedi. Paolo in una lettera dice: voi siete già risorti, non risorgerete, ma già qui siamo chiamati a essere persone in piedi, certi che poi nell'eternità la nostra vita continua. Se lodato Gesù Cristo. Vogliamo nel canto, in questo tempo di Quaresima, rinnovare la nostra fede insieme. Credo in un Dio
consapevoli che dobbiamo risorgere dai sepolcri delle nostre delusioni, delle nostre fragilità e del nostro peccato, invochiamo il Signore. Preghiamo insieme, diciamo: Signore Gesù, liberaci dal male. Signore Gesù, libera le comunità cristiane da tutto ciò che le paralizza e impedisce loro di vivere il Vangelo. Sappiano apprezzare i doni dello Spirito e offrano ad ognuno la possibilità di esprimersi e di mettersi a servizio degli altri. Noi ti preghiamo. Signore Gesù. Signore Gesù, grida la tua parola liberatrice ai governanti, perché siano solleciti verso coloro che sono chiusi nelle tombe della povertà e della miseria, riconsegnandoli ad una vita libera e dignitosa. Noi ti preghiamo. Signore Gesù, liberaci dal male. Signore Gesù, soffia il tuo spirito su coloro che sono prigionieri delle malattie e della solitudine, perché attraverso la vicinanza dei cristiani possano scorgere la tua azione consolatrice e salvifica. Noi ti preghiamo. Signore Gesù, liberaci dal male. Signore Gesù, stendi la tua mano potente sulle famiglie della nostra comunità, provate dalla sofferenza a causa della morte di una persona cara, perché illuminate dalla tua parola e confortate dalla nostra carità, riprendano a sperare. Noi ti preghiamo. Signore Gesù, liberaci dal male. Ascolto, Padre, queste preghiere, quelle che portiamo dentro il nostro cuore. Te le offriamo insieme al pane e al vino, per Cristo nostro Signore. Preghiamo insieme, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, alla gloria e alla persona. Dio Onnipotente, esaudisci la nostra preghiera
Dona ai tuoi fedeli, che hai illuminato con gli insegnamenti della fede cristiana, di essere purificati dalla forza di questo sacrificio. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Vero uomo, come noi, egli pianse l'amico Lazzaro. Dio eterno lo richiamò dal sepolcro. Oggi estende a tutta l'umanità la sua misericordia e con i santi misteri ci fa passare dalla morte alla vita. Per mezzo di lui ti adorano le schiere degli angeli e dei santi, contemplano la gloria del tuo volto. A loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugia del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Mio Signore, mio Dio, aumenta la nostra fede.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mio Signore, mio Dio, aumenta la nostra fede. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione del corpo e del sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, la tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, noi con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Carlo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati, Padre, anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i Santi Ermagora, Fortunata, Eufemia e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per ipsum con ipso et in ipso, est tibi Deo Patri onnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi dono la mia pace. Non guardare ai nostri peccati e ai nostri errori, ma alla fede della tua Chiesa. Dona pace e gioia, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Il corpo e il sangue di Cristo ci custodiscano per la vita eterna. Per la Santa Comunione possiamo fare 3 file, una per navata.
Dio Onnipotente, fa che rimaniamo sempre membra vive di Cristo, noi che comunichiamo il suo corpo e dal suo sangue. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Stiamo giungendo a conclusione del nostro cammino quaresimale. La prossima settimana inizierà la settimana santa, la grande settimana, ricca di appuntamenti, ricca di occasioni per ricaricare la nostra interiorità. Domenica prossima, Domenica delle Palme, la benedizione dell'Ulivo avverrà alle 9:40 all'esterno della Basilica in campo Patriarca Elia. Al termine della benedizione verremo in processione e inizierà la Santa Messa, quindi non alle 10, ma anticipiamo di 20 minuti qui in Basilica. E poi nel pomeriggio inizieranno le 40 ore di adorazione. Ogni sera poi concluderemo con il canto del Miserere, un'occasione importante per la nostra comunità. Durante la giornata sarà possibile anche sostarsi in preghiera personale o di gruppo. In fondo alla Basilica c'è un foglio dove ognuno può dare l'eventuale sua disponibilità per coprire le ore di adorazione. Trovate tutti gli orari su Insieme. L'augurio di trascorrere una serena giornata. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.